Scatman's World. Ciao a tutti, il Comandante Veneziano, MotoGP 13 e siamo sui quotidiani. Moto3 vince Veneziano e si gode. Andiamo raga. Calendario: Silverstone, garano un dopo c'è Misano. Resta nel team, no, resto nel team. Io sono fedele. Con l'aeroplanino si va in Gran Bretagna. Round 12. Ok ragazzi. Reading Trap. Obiettivo squadra, terzo, buono. Sempre con Marquez. Feed sociali. Tutta la settimana gara di Silverstone, spettacolo, ok, voglio un grande spettacolo, ho già fatto un giro preliminare a Silverstone, pieno di tifosi, Silverstone sta vicino, non è un bel risultato, ma il tempo che queste parti è stato capriccioso, lo sai che sbo. È da 5 gare che non vedo un sole pieno. Andiamo ragazzi. Un buongiorno dall'Inghilterra, più precisamente dal circuito di Silverstone. Mancano solo pochi minuti e vedremo le prime moto scendere in pista per dare inizio al tradizionale turno di qualifica. Le condizioni meteo sono decisamente variabili e non sappiamo cosa potrà succedere. Al momento la sessione è data per bagnata, ma se non dovesse più piovere, l'asfalto si potrebbe asciugare, facendo abbassare considerevolmente i tempi. Strano, piove. Vai ragazzi, Gran Premio di Silverstone, diluvio incredibile. Vai raga, andiamo. Dai, almeno il 10° posto ragazzi. Almeno il 10° posto. La partenza è fondamentale, bravo Comendone. Dai, che siamo già 11esimi. Bravissimo. Dai Comenda, tentiamo il 9° posto subito, sarebbe fondamentale. Bravo, 8° posto dopo pochissime curve. Il Comendone c'è. Dobbiamo stare molto attenti. 8° posto pesantissimo dopo pochissime curve in una gara bastarda come Silverstone, sotto un diluvio indescrivibile. Vai Veneziano, dimostra al mondo che sei un fenomeno. Mamma mia, si va troppo a pioggia, non è possibile. Non è possibile. Attenzione, caduta per la principessa Sissi. Caduta per la principessa Sissi, attenzione. Mamma mia, che rischio. Siamo sesti però. Questo è quello che conta. Oh, sei il malesiano di merda adesso. Ci dobbiamo stare tranquilli e non cappellare. Mamma mia che diluvio. Mamma che diluvio. Occhio. No, ho troppo paura di sbagliare, cazzo. Dai, stai tranquillo, Comendone. Gran calma e gran tranquillità. Madonna, ma sì, ma non riusciamo a tenere la moto, ragazzi, in queste condizioni. Che vergogna.
Ma che sfiga che ho. Vabbè, che sesto posto va benissimo a questo punto. Primo giro completato. Vai comandone. Non si riusciamo a prendere un po' di confidenza con queste condizioni. Intanto Marquez è quarto, maledetto Marquez. La principessa Sissi si è caduta, speriamo in una caduta anche di Marquez. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio. Il Comenda tenta la rimonta. Bravo Comendone, dai cazzo dai. Spingi sta moto obesa. Na, na, na. No fiori, mi sto cagando addosso. Mamma mia che tempo di merda Silverstone. Che tempo di cacca. Perché siamo un po' più vicini. Proviamoci. Proviamoci almeno. Vai Comendone. È una gara bastardissima in quel di Silverstone. Ah, già 2 secondi, molto bene. Dai Comenda, dai. Dai. Dai che siamo in rimonta. Bravo Comendone, dai. Pitturiamo queste curve. No, con la pioggia non consiglio di giocare a livello difficile. Madonna che ansia. Madonna che ansia. Sono le ansie comediane queste. Le ansie comediane. Madonnina del Signor. Basta pioggia, ti prego. Dai. Siamo vicini, però non riesco a tirare di più, ma non può piovere sempre, però mi sono veramente rotti i coglioni, Giro record per Salom o quel cazzo che volete. Dai cazzo, deve arrivare almeno quarti e stare davanti a Marquez. Occhio, mamma mia. Niente, neanche il malesiano non riusciamo a prendere. Malesiano di merda. Dai. Refite. Niente da fare. Ho troppo paura di sbagliare, ragazzi, ma non... Però si piove sempre un problema, sinceramente, perché... Occhio. Cioè, se non posso mai tirare al massimo, cioè, che cagata è? Ma che cazzata è? Sarebbero delle condizioni climatiche bellissime, però piove sempre, bello. Dai che siamo in rimonta. Dai che il malesiano è nostro. Dai, il malesiano di merda. Ma che cazzo rompi i maroni. Bravo Comendone. Il Comendone c'è. Adesso c'è Marquez. Tentiamo se passo anche a Marquez. Sarebbe bello un podio, vediamo. Ma gran calma. Occhio, bravo, dai. Vaffanculo malesiano. E poi il mio compagno di squadra anche. Vai. Penultimo giro, quarto giro. Dai raga, dai.
Basta rompere i maroni, grazie. Dai che c'è Marquez, possiamo superare anche Marquez. Vai Comendone, dai. Occhio, madonnina. Quanto golis c'ha qua. Dai che sotto il diluvio il Comendone si sta guidando abbastanza bene. Dai. Porca la miseria. Comunque ho visto ragazzi, il meteo è casuale, quindi c'è un boh. Forse è solo un caso incredibile, però mi stanno rompendo un po' le balle, sto caso incredibile. Dai che siamo vicinissimi a Marquez, dai. Dai che metterei la firma per il quarto posto, cazzo. In queste condizioni, in questo circuito di merda. Dai, proviamo a rischiare qualcosina. Bravo. Dai, questo è il punto comendiano. Bravo, dai, sorpasso. Bravo. Dai, che campionato voglio stare davanti a Marquez. Non esiste che sto dietro, dai. Madonna, dai. Ho un po' di paura, ragazzi, scusate. Dai. Bravo. Ok. Siamo davanti. Adesso dobbiamo tenere per l'ultimo giro, per il final lap comendiano. I primi 3 sono irraggiungibili, purtroppo. Madonna, Marquez mi hai rotto le balle. Tararara. Adesso per cortesia un giro tranquillo. No! Mamma mia, cosa ho rischiato, impennata comendiana. Adesso è lotta, ragazzi. Adesso è lotta clamorosa. Dai. Madonnina del Signor. Ci giochiamo dal quarto al sesto posto. Qua un diluvio continua, ragazzi. Un diluvio continua. Occhio, perché sti errori alla fine. Mamma mia. Occhio, madonnina santa, te prego, andiamo a chiudere sta gara a quarti. Dai, che non manca tantissimo. 8 secondi del terzo, sono irrecuperabile. 8 secondi, no! Madonna! Occhio, eccola qua, eccola cagata, no, di vedere, no! Mamma mia, vibrazioni del joypad mostruose. Dai. Andiamo a chiudere, cazzo, per cortesia, è un quarto posto pesantissimo questo. No, Marquez mi supera, maledetto Marquez. E adesso è lotta all'ultima curva. E adesso è lotta, ragazzi. Adesso è lotta vera. Ah, Marquez mi incula alla fine, non ci credo, no. E invece no. E invece sì, porca mignotta, proprio alla fine. Vabbè, ragazzi, pazienza. Ci ho provato, raga, va bene così, dai. Risultato deludente. Giornata da dimenticare. Devo fare i complimenti a Veneziano. Una gran gara con un giro in più. Metterlo dietro. Valentino Rossi. Non ha molto senso. Voglio pensare a fare bene a Misano. Vai, commenta, ok. 109.000 fans. Misano.
Porca puttana. Ancora vai di avere planino. Vedo che si piove ancora, ragazzi. Veramente una rottura di cazzi, eh. Allora, obiettivo. Terzo posto. Ok, sempre Marquez. Che palle, non deve piovere, te prego. Allora, il giorno della gara Misano si avvicina, sono pronto a godere. Bene. Miguel, è tutta la settimana ad allenarmi, vista della gara. Alex Marquez mi ha detto che da queste parti la passione dei primi motori è davvero tanta. Sì, hai ragione. Vedi, meteo. Allora, casuale, ragazzi. No, sì. Casuale. Boh. Che domaroni. Gran premio Aperol di San Marino e della Riviera di Rimini. Marco Simoncelli. Vai ragazzi, andiamo, Gran Premio di Misano. Dai! Dai, e ancora dai! Voglio una bella prestazione, che sia una gara super mega sfavorevole. Bravo, ottima partenza. E adesso dobbiamo volare. Oh. Quanto mi sta sul cazzo, Dai, grandissimo. Che inizio scoppiettante per il Commendone veneziano. E siamo già all'8º posto. Grande. Siamo settimo posto Comendiano, 5 giri per rimontare e andare almeno in zona podio. Dai per il Sic, porca mignonda, dai. Questo circuito proprio, e anche in modo con MotoGP 08, lo sempre una pipa a non rompere il cazzo. Ma che palle però. Niente da fare, niente. Questa gara mi sta sui maroni. Dai, cavolo. Via, mi superano ancora. Ancora, ma basta rompere il cazzo. Nessuno porta davanti al Commendone. Dai. Occhio, mamma mia, il Commendone ammazza qualcuno, ufficiale. Oh, adesso mi supera Binder, maledetto Binder. Sono già indietro però dei primi. Cazzo, niente ragazzi, Misano è così. Misano e Silverstone sono due gare proprio per me impossibili. Niente da fare. Qua si lotta per l'8º e 7º posto. Che bello! Che due maroni. Dai, almeno 7º, cazzo. Ciao Binder. Arriva anche Ajo a rompere i maroni e vai. Niente, sta gara proprio Pioi da cancellare, Che palle Misano, mamma mia. Dai, come non è bravo. Il
Comendone pazzo, Fiori, che ammazza la gente in pista. No. Ma sto fio denà mignotta di un Rosy Binder. Questo è Rosy Binder. No, Fiori, Rosy Binder. Siamo contro Rosy Binder. Mamma mia, una lotta per il 7° posto, chi se ne frega. Vai, lotta con Rosy Binder. Dai. Misano proprio non mi piace, non c'è niente da fare. Bravo. I primi chiaramente se ne sono già andati, ma è colpa mia, questo non è livello di difficoltà, ragazzi. Purtroppo a Misano sono una pippa tecnologica. Bravo. Ok. Siamo già a 6 secondi da Marquez. E vai, livello difficile era a 3, quindi a livello medio, quindi cambia veramente poco. Proprio Misano non mi piace, appunto. C'è poco da fare. Vai Comendone, teniamo almeno questo 7° posto per qualche punticino mondiale. Bravo Comendone, dai. Con il cuore comendiano. Madonnina santa. Che duello con Rosy Binder, però, veramente. E con Agio anche, con il grande Agio. Ragazzi, se devo comprare anche Company of Heroes 2, che è un gioco meraviglioso, seguitelo, mi raccomando. Sono una pippa perché ho giocato pochissimo con l'1, però è un gioco che promette veramente grandi cose. Però chiaramente MotoGP ci sarà sempre, perché sì, in questo momento mi stanno girando un po' i coglioni perché il 7° posto non è il massimo, però come prima stagione sono abbastanza soddisfatto. 2 giri alla fine. Few laps remaining. Vai Comendone. Teniamo almeno sta posizione e siamo tranquilli che qualche punto arriva. Eccola là, cagata, non manco male. Bravo Comendone, dai. Abbiamo 1 secondo e 3 di vantaggio. Solo che qua non vincerò mai. C'è proprio una gara. Non so perché, ragazzi, ma proprio non mi trovo. Mamma mia, che curve di merda, raga. Bravo, dai. No, 6 giri sono qua, addirittura 6. Perché è più corta. 6 laps. Bene, altri 2 giri di 3 di tensione indescrivibile. 8 come non ne fa il bravo, bravo. Riesco a prendere bene una curva su 10. Oh qua non riusciamo a recuperare una mazza, 2 giri alla fine, 2 laps remaining. 8 secondi dalla principessa Sissi e vai. 8. Incidente per Ferrari. Due giri alla fine, 2 giri alla fine, 2 giri alla fine, la la. Mamma mia. Ancora, ma la moto è veramente nervosa, guida nervosa come indiana. Ma spero di finire presto e archiviare queste 2 gare che mi stanno sui maroni con in testa
Misano e poi Silverstone, anche se Formula 1 con Silverstone, mamma mia che domaroni. Bravo Comendone, dai. Anche manca un giro e mezzo e abbiamo finito sta roba. Scusate raga, ma veramente mi stanno sul cazzo. Infatti faccio 3 giri a Silverstone e Misano, perché non lo so. Devo allenarmi bene, perché il tempo è sempre poco ragazzi, il tempo è sempre poco purtroppo. Adesso però vado in vacanza tra un po' di giorni e sono più tranquillo. Così posso anche cominciare con Edward, con Formula 1, sul suo canale Sepang ragazzi. Gara 2 del campionato multigiocatore, dai, final lap. Final lap veneziano, final lap comendiano. Andiamo a chiudere sta gara per cortesia, senza problemi. Un 7° posto non meraviglioso, però sono sempre punti importanti alla fine, Tutto fa brodo. E finalmente una giornata di sole, cazzo. Proprio nella gara sbagliata, però perché... Occhio, branco male, dai. Dai, non cappelliamo, per favore. Le ruote sono finite ormai, che bello. Sono quelle sensazioni meravigliose che fanno godere il Comendone veneziano. Occhio. Dai che è finita, dai che è finita. Bravo. 10 secondi ragazzi, mamma mia che disastro. Maratoni sta gara anche in moto GP08 era una pipa di proporzioni obese. Dai, pochi. 8, ok. No, no! Mamma mia, dai. Dai che si finia. Non sbagliare adesso. Non cappellare adesso. Ultima curva. No! Ok, 7° posto, va benissimo. No! 7° posto, va benissimo così a Misano. Ragazzi è andata male purtroppo. Risultato deludente e lo sappiamo. Manager personale, giornata storta. E vaffanculo, feed sociale, tutti incazzati. Adesso Aragon. Classifica. Siamo ancora quarti, dai, teniamo duro il 4° posto almeno. Ok ragazzi, niente, un video un po' così, purtroppo un 4° e un 7° posto, ma nella prossima gara voglio il podio sicuro. Raga, sotto il Comendone veneziano. Ciao!